Allora, buonasera a tutti, siamo qua negli studi della US Record per l'inaugurazione di questo stupendo studio che dal patron di Umberto Sanselmo e di Serena Nardi. Umberto Sanselmo è il patron, Umberto Serena Nardi è, diciamo, è l'accompagnatrice, quella che riguarda appunto gli spettacoli, i balli, quindi è una partner sia di vita che di lavoro. Abbiamo tanti ospiti qua già negli studi, quindi man mano, grazie a voi che siete intervenuti per quello che riguarda appunto questa inaugurazione, che siamo onorati di ricevere, man mano arriveranno tanti illustri vostri colleghi e quindi dobbiamo senz'altro così farvi anche eventualmente farvi parlare, perché giustamente bisogna anche così presentare tutti i personaggi, tutti gli artisti che si presenteranno qui per quello che riguarda appunto questa inaugurazione. Io a questo punto vorrei già eventualmente così interpellare un attimino Umberto Sanselmo con la Serena Nardi in modo che possiamo anche domandare qualcosa. Grazie, e quindi aspettiamo ancora gli altri artisti. Ce ne sono già tanti qua, comunque aspettiamo anche tanti artisti che ti possono così dare gli auguri per quello che riguarda appunto questo studio nuovissimo e bellissimo. Umberto Sanselmo, un applauso. E Serena Nardi. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, ancora tanti auguri Umberto. Allora, ci sono tanti sogni nei cassetti, tutti abbiamo dei sogni nei cassetti, giusto? Tu già hai aperto qualche cassettino, ma adesso abbiamo aperto un altro cassetto che forse è un cassetto che tu agognavi tantissimo per quello che riguarda appunto di aprire questo cassetto. E questo cassetto diciamo che ti ha aiutato in modo che praticamente il tuo sogno forse era quello là che ambivi a questo studio di registrazione nuovo, perché tu già avevi uno studio di registrazione, diciamo che abbiamo ingrandito un po'. Allora, eventualmente non so se vuoi dire tu qualcosa. Io ti ho detto per quello che riguarda i sogni che tutti noi abbiamo tante persone, tutti. Io ho ancora dei sogni, anche se ho una certa età. Figuriamoci i giovani che appunto si affacciano, tu già stai da tanto tempo diciamo per quello che riguarda l'ambiente artistico e quindi sei ancora molto giovane. Programmi imminenti e programmi futuri. Sì, in primis io voglio ringraziare tutti coloro che intervengono a questa inaugurazione della US Record. Ringrazio la Digifoto Art di Davide Guida che fa queste riprese che prossimamente andranno in TV. Per me è un onore avere tanti amici artisti anche da Torino, da Foggia, perché vuol dire che tra di noi non c'è gelosia, non c'è invidia, non ci sono tutte queste cose che purtroppo nella musica napoletana ce n'è tanta. Però ci vogliono anche gli stimoli. Sì. Ecco, se qualcuno eventualmente, non so, bisogna stimolarli, no? Sì. Dopo tanti sacrifici, dopo 9 anni, finalmente ho aperto qualcosa di mio e sono veramente onorato. Poi insieme a Serena Nardi stiamo facendo dei spettacoli un po' diversi dal normale. Io canto, lei balla, allora siamo una famiglia, stiamo tutte cose insieme. Allora, io ho detto prima che praticamente è una partner di vita e di lavoro. Esatto, sì. Quindi c'è veramente un'affinità enorme, esatto. Le cose le fate insieme. Sì. Tu dai dei consigli a lei dà dei consigli a te, forse le donne danno più consigli degli uomini, giustamente. Sì. Allora Serena Nardi vuol dire qualcosa, perché lei, la presento, è maestra di ballo, showgirl, è molto eclettica, devo dire che è molto eclettica, quindi fra poco la faremo anche cantare secondo me. Già fa un po' di rap. Buonasera. Buonasera, io ringrazio tutte le persone che sono venute qui ad onorarci. Per me è proprio un onore e sono emozionatissima perché finalmente si è aperto questo studio, la US Records, ed era un sogno che stavamo progettando da un bel po' di tempo e finalmente siamo riusciti a realizzarlo. Io insieme a Umberto, soprattutto auguri a lui, voglio augurare tante belle cose proprio in pubblico davanti a tutte le persone. Allora, io nel momento in cui vedo i giovani che vogliono fare qualcosa di bello, io godo tantissimo,
perché il futuro è dei giovani. Noi abbiamo fatto il nostro, il futuro sta qua, quindi tanti giovani e veramente tanti auguri, anche se sono parte, diciamo, dello staff. E quindi tra poco arriveranno anche altri artisti, li stiamo aspettando, e artisti e addetti ai lavori. Arrangiatori, autori. Aspettiamo anche il titolare di Radio Brunapoli, che dovrebbe essere qua, Gino De Vita. Quindi allora a questo punto non so. Io un saluto, Gino, lo voglio fare un ringraziamento forte alla mia produzione della Lombardia, Maria Grazia, che purtroppo lei per motivi di lavoro non è qui a Napoli. Beh, un saluto anche da parte nostra, vedrà il video secondo me, quindi potrà anche così sentire i tuoi saluti, i tuoi omaggi nei confronti di una grande donna, giusto? Allora ragazzi, noi dobbiamo incominciare così a presentare anche qualche ospite. Sì. Nel momento in cui poi cominceranno, diciamo, i festeggiamenti, man mano l'ambiente si farà molto caldo, quindi eventualmente coloro che hanno i giubbini e queste cose qui cominciate a togliere, perché l'ambiente si farà molto caldo. Molto caldo, no, se sente ancora freddo non fa niente. La giornata è stupenda, quindi veramente anche la giornata ha onorato questo evento, che è veramente qualcosa di molto bello. Come ho detto prima, nel momento in cui i giovani cercano di fare delle belle cose, bisogna così incentivarli e bisogna spingerli qualche volta. Ok, grazie anche al nostro alla nostra regia, che veramente, mi raccomando, io sono bruttino, fammi un pochino più bello. A dopo, grazie. c'è un voto in te. Te vega sei distante, lontana chi stu cuore non è da te. Voglio sapere se tu ci tieni ancora a chi. Voglio sapere se veramente oppure. Allora siamo con il primo ospite per quello che riguarda l'inaugurazione della US Record di Umberto Sanselmo con Danny Farra, che è il primo appunto che intervistiamo per quello che riguarda appunto questa inaugurazione. Danny Farra, che è un cantautore, da quanti anni diciamo che sei nell'ambiente diciamo artistico? Anzitutto buonasera, sono circa 15 anni che faccio serate e da 5 anni che scrivo. Allora, tu scrivi, ecco, la cosa importante è che si scriva la canzone proprio quella che vuoi eventualmente così offrire al pubblico. Ecco, una canzone che eventualmente ti ritorna sempre in mente, che ti è rimasta nel cuore. Non so se è la prima canzone che hai scritto, la prima canzone che hai cantato, oppure c'è un qualcosa che è stato scritto per una cosa personale. Allora, la prima canzone ce l'ho incisa nel cuore perché è stata la prima a fare su un palco davanti a tanta gente ed è una classica napoletana di cui tutti conosciamo, è O Sarracina. Ah, ecco, O Sarracina. Fammela sentire un pochino, vai. Vai, coinvolgo un po' tutti voi, dai. O Sarracina, bello guaglione, o Sarracina, tutte fighe che me ne fanno innamorare. E belle facce, e belle cuore, sape fa amore, e malandrino, e tentatore, si guardate va fa innamorare. Sarracina, no, anche normale, dai. Dopo facciamo fare un po' di rap a lei. Allora, O Sarracini, che praticamente diciamo, sta girando di nuovo tutto il mondo, questa canzone diciamo, storica della discografia napoletana, ma io vorrei sapere se una canzone che tu hai scritto
Inedita. Non inedita, che veramente senti tua, nel senso che è un esempio di vita in quella canzone. Sì, è una canzone che ho scritto e Umberto stesso ha inciso insieme alla collaborazione di un altro artista, Marco Porpora. La canzone Ma perché ci pensi, scritta da me, e la sento mia anche perché in quel momento l'ho scritta pensando a un amico che ho aiutato. Ecco. È un bel brano veramente. È un bel- L'ho sentita, è bellissima quella canzone, complimenti. Grazie. Allora, 15 anni che stai sulla cresta dell'onda, 15 anni che stai in questo ambiente artistico, ci sono stati momenti in cui hai detto mi sono sfastriato, per dire in napoletano, no? Oppure nel momento in cui eri un po' giù, chi ti ha risollevato ancora? C'è stato un momento che hai detto basta? I momenti di scoraggiamento ci sono, perché comunque alla fine ti vedi una cosa forse troppo difficile da affrontare, vedi molta concorrenza, al tempo d'oggi ce n'è molta di più, troppa gelosia, Quello che dicevo io. però la cosa è che io sono un tipo cocciuto, Di che segno sei? acquario, Acquario, va bene. e quando mi metto davanti una cosa cerco di raggiungerla in ogni modo, anche se ci sono mille difficoltà. Come posso in breve fare un esempio, quasi 14 anni fa a Bari mi esibii davanti a 10.000 persone, in occasione di un concerto che non sapevo che era il concerto di Gigi Filippi. Ti tremavano le gambe, dici la verità. Sì, sì, naturalmente davanti a 10.000 Gigi persone. Finizio? No, era il concerto. Io entrai a far parte, diciamo, come secondo artista. Lui scese, io salì. E in quell'occasione ho cantato Sarracine, quella fu la prima canzone che infatti è quella che Ti è faccio rimasta in nel tutte le cuore, serate. veramente. Sì, 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 sì. Al di fuori diciamo che è una cosa personale, o Saracini diciamo che ha dato il là, l'input appunto per la tua carriera artistica, giusto? Sì, sì, perché è una canzone allegra che è conosciuta in tutto il mondo. È conosciuta in tutto il mondo e poi Cantata da è stata una canzone che mi è rimasta nel cuore perché l'ho fatta live con il gruppo di Gigi Finizio, che non era tutti. Cioè farla live con il gruppo di Gigi Finizio è stata veramente una cosa indimenticabile. Allora, questa esperienza secondo me deve darti sempre come dire, la spinta per andare avanti. Come ho detto prima, in tutti i campi ci sono momenti alti e bassi, però ripensando a quel Sarracino, diciamo così, la tua prima esibizione davanti a 10.000 persone, il momento in cui c'è un po' di razzismo da parte tua, un po' che ti demoralizzi un attimino, devi pensare a quel palco che tanti anni fa ti ha dato appunto l'input per andare avanti. Sì, soprattutto a quello, anche perché diciamo alla fine della mia esibizione sentire un applauso come quello, diciamo, finora non mi è capitato più, però è stato un grande incoraggiamento, da quella volta vado avanti così. Ma dimmi la verità, potevi accompagnare a braccia lì dentro al palco dopo cantato, no? Dicemi la verità, come ti sentivi? Sudato per esempio? Sono sceso soddisfatto di aver dato al pubblico e il pubblico aver dato a me. Progetti in essere e progetti futuri? Sì, ci sono dei progetti, infatti ci sono degli inediti che sto continuando a scrivere, a completare, spero anche a breve di poterli incidere e farli ascoltare anche a voi. Allora noi aspettiamo veramente con ansia, perché le persone che dimostrano, come dire, tanta voglia di andare avanti devono essere premiati, e da esperienza ti dico che alla lunga diciamo, i premi arrivano, le soddisfazioni arrivano, però devi metterci la grinta, diciamo, in tutte le cose. Se non c'è la grinta, c'è l'entusiasmo e la passione, non si va avanti. Se poi giustamente vuoi cantare così per dire io sono un artista, per dire, no? È giusto? La passione se la tieni per te, diciamo, e non la esterni, cioè non fai provare emozioni, credo che solamente un cantare basti. Invece dare emozioni vuol dire crescere, vuol dire trasmettere e soprattutto, diciamo, anche a pagare una soddisfazione personale. Io penso che ci sono tanti artisti, anche giovani,
che sfornano dischi uno appresso all'altro e forse lo fanno così tanto, come si dice a Napoli, all'ingrosso, per dire, no? Invece in un lavoro discografico ci deve essere l'anima di quello lì che canta, perché nel momento in cui canti devi trasmettere le emozioni al pubblico che sta lì. Ecco, sul palco per esempio, il momento in cui stai dal vivo, in sala di registrazione è un'altra cosa, ma quando sali sul palco e ti trovi davanti una marea di persone, se non trasmetti le emozioni che hai dentro di te, se fai una canzone tanto per cantare, così allora non puoi trasmettere niente. Perciò ti ho detto, c'è una canzone che ti è rimasta nel cuore, che ti ha dato qualcosa nell'ambito appunto della personalità. Questo è quello che io volevo capire da te, capito? Sì, ti ripeto, è stato appunto quel brano che ho scritto per lui, per Umberto e per Marco Porpora. Un brano che... Io l'ho sentito, è bellissimo quel brano. Da quel brano ne sono nati altri e per mio gusto personale è stata una canzone che scrivendola provavo emozioni solo a scriverla. Ma tu scrivi di notte o di giorno o la mattina presto? Tutto orario. Tutto orario, appena si accende la lampadina, per dire, no? Una piccola ispirazione. Ma come fai? Appena accendi la lampadina cominci a scrivere, poi stacchi un po' oppure accendi un'altra volta la lampadina. Io sono curioso di sapere come fa una persona a scrivere, che poi sono poesie in fin dei conti, no? Sì. Sono poesie, no? Sono anche, fanno parte anche di a volte delle esperienze, vite vissute di una persona. Esatto. Ma perché ci pensi è proprio vita vissuta. Vita vissuta. E allora quando l'ho scritta la penna andava da sola, che era già tutto collegato, andava da sola. Era un robot, Sì. Infatti, se la vanno a ascoltare su YouTube si capisce che è una storia scritta con il cuore, non è che su delle parole mise in due furno. Come dicevo prima, ci sono tanti cantanti, non so poi chi li scrive queste canzoni, no? Che vanno così, catene di montaggio, per dirlo, no? Ma come ho detto prima di tutto ci deve essere l'emozione di cantare una canzone, perché se non c'è l'emozione quando sali sul palco, secondo me non si va avanti. Anche se tremi con le gambe, per dire, quindi significa che c'è l'emozione dentro, no? Quindi canti quella canzone, diciamo che ti ha dato qualcosa anche a te come personalità. Esatto. Deve trasmettere prima a se stessi quello che si scrive e quello che si sta elaborando. Un testo quando si elabora, quando si scrive e ci metti il cuore, l'anima, allora sì che poi quando vai ad inciderla... Sai, il pubblico non è scemo, tra virgolette, se ne accorge quando tu trasmetti un qualcosa di emozionante, che in quella canzone che tu stai cantando c'è l'emozione, c'è un qualcosa di te, il pubblico comincia a capire, non è che poi sono tutti così, vogliono soltanto gridare, è bello, devono anche immagazzinare ciò che tu stai dicendo attraverso i versi, attraverso questa poesia. Oggi penso che questa cosa è finita. Io questo volevo... Giù al palco, quando parlo di una festa di piazza, ormai oggi si grida solo, si sente la musica, reggaeton, dance, e la melodia forse è andata un po' a perdersi. Sì. Poi penso che passando il tempo diviene tra la musica e la melodia, perché comunque un brano d'amore con un brano dance è un'altra storia. Allora, tutte le mode vanno e vengono, la poesia rimane. Per andare, diciamo, nella musica internazionale c'era l'underground che fece tanti anni fa clamore, no? Con la musica underground, poi è finita la musica underground, è rimasta, diciamo, la musica quella lì che si sente e si ripete. Nel momento in cui tu canti una canzone e poi il giorno dopo la senti canticchiare in mezzo alla strada, significa che è arrivato la lampadina anche a loro. Invece sono quelle canzoni estive, per esempio, che praticamente poi finiscono. Tante canzoni anche al Festival di Sanremo, che hanno vinto anche il Festival di Sanremo, il giorno dopo non si è cantato, io non ricordo più quelle canzoni.
Invece negli anni passati c'erano quelle canzoni che rimanevano indelebili nella mente, sia per quanto riguarda la lingua italiana che la lingua internazionale e la lingua napoletana. Allora, io vorrei far dire qualcosa alla nostra maestra di ballo, che praticamente vuole fare... Tu hai detto che volevi fare una domanda a te. Ah, io dovevo fare una domanda. Allora, io voglio solo... No, io... Voglio ricordare una cosa, Serena, che Danny arriva da Foggia, questo Sì. dobbiamo dire, e io lo voglio ringraziare in primis perché ha fatto un viaggio per venire qua. È Un bel vero. po' di strada. Allora, anche io ti voglio ringraziare tanto perché da Foggia a qui per noi è stato un grande piacere, un onore. E cosa vogliamo augurare a Umberto? Tanto lavoro. Io mi auguro per lui tanto lavoro, che cresca nell'ambito artistico e tutto il bene di questo mondo. Allora ce lo auguro. E io la stessa cosa lo auguro a te, Danny, lo sai perché ci conosciamo da una vita e per me è un piacere averti qui nel mio studio. Lo stesso è stato anche per me onorarti in questa giornata. Grazie. Grazie. Allora, grazie Danny, veramente sei stato gentilissimo e poi vedo una persona per bene davanti a me, una persona veramente per bene e che ha veramente tanta voglia di fare qualcosa di buono. Veramente ti auguro con tutto il cuore tutto quello che tu desideri nell'ambito artistico, nell'ambito artistico. Veramente sei un gran personaggio. E poi oltretutto io apprezzo quelli che scrivono le proprie canzoni. Grazie. Perché se scrivi una canzone significa che veramente la senti, non è che vai dammi una canzone per dire, capito? Quando la incidi che qualcuno te la scrive e invece la scrivi e la incidi è tutta un'altra cosa. Di notte, io penso che tu di notte scrivi di più, ti svegli Come e mai scrivi. questa? È perché a volte si sogna e poi si fanno dei sogni belli e tu li riporti su quel libretto che c'hai sul comodino, capito? Guarda, per me, diciamo, ti ripeto, il fatto di immagazzinare in una giornata qualcosa di mio personale, da lì prendo spunto. Io ti parlo anche della mia professione che praticamente ho fatto fino a poco tempo fa. Io pensavo nel momento in cui non c'era nessuno, oppure di notte mi svegliavo, andavo nella mia stanzetta, diciamo, e pensavo a quello che dovevo fare, i progetti futuri. E una cosa bisogna dirla a tutti, non bisogna fossilizzarsi sul momento, ma bisogna sempre guardare quello che c'è dietro dopo la finestra, perché se tu rimani quello che hai fatto sempre, in un certo momento non viene più quella voglia di fare qualcosa. Dice, vabbè, ma adesso mi cullo su onore, ho fatto questa canzone, ha venduto 1 milione di dischi, che ti auguro, però giustamente ci vuole. Poi tanti artisti si sono fermati ad una sola canzone e non hanno avuto più successo, anche i grandi artisti. Bene, grazie veramente, sei stato gentilissimo. Facciamo ancora tanti auguri a questa coppia, diciamo, di giovincelli. Quindi veramente grazie. Salutami Foggia che da parecchi anni non la vedo. Vado molto spesso a Cerignola, ma a Foggia no. Allora, giusto nell'argomento, vuoi sapere ma perché ci pinze a che ora l'ho scritta? Quella la ricordo perché l'ho scritta. Allora, era quasi mezzanotte. Hai visto? Hai visto? Allora cosa ne hai fatto mezzanotte? Era, diciamo che era notte, dai, diciamo. Hai visto? Allora non mi sbaglio. Perché tutti i poeti, perché giustamente la canzone io dico sempre che dovrebbe essere una poesia, tutti i poeti scrivono nelle ore notturne. Sì. Lì c'è l'ispirazione, c'è la calma e poi c'è anche quella figura che tu non vedi che ti dà lo spunto. Tu non vedi una figura dietro di te, ma quello ti dà lo spunto, hai capito? Invece durante la giornata il lavoro e tutto, invece la sera è bello calmo, tu ti metti al tavolino e ti metti a scrivere. Ok? Ti ho dato giusto questa curiosità. Grazie ancora, grazie ancora. Grazie. Allora siamo con il secondo artista, veramente artista, Peppino Di Bernardo, che anche lui ha voluto essere presente qua per questa inaugurazione della USS di Umberto Sanselmo. E quindi Peppino Di Bernardo, la storia della musica leggera napoletana. Buonasera Peppino. Buonasera, innanzitutto buonasera.
Ti vedo sempre in forma, gagliardo, fresco e tosto. Ci tiriamo sempre su, ma a parte che poi è la musica che ci tiene su, perché la musica è vita, la musica è anche salute. Quando c'è la musica e si fa quella buona è salutare, è una terapia, insomma, no? Vedi, io ho 100 anni, ma come se ne avessi 50, no? Io non te l'avevo Perché la dato. musica. Io non te l'avevo dato, onestamente. No, sto facendo concorrenza. Stai dicendo tu. Sto facendo concorrenza a Matusalemme. Ah, ci ho capito. Capito? Niente. Allora, come dico sempre anche in radio, la musica è vita. Se c'è la musica camperemo 150 anni, ma se non c'è la musica, ecco, la mattina tu ti svegli già, per esempio, qua abbiamo gli uccellini, no? La mattina io mi sveglio con il canto degli uccellini e già comincio a cantare. No, ma tu stai parlando così perché fai la musica, cioè, ascolti e fai anche musica alla radio, però la musica pure, se sentissi la musica malamente, che succedesse? Moressero gli uccellini. Allora, ognuno si salva da sé. Gli uccellini giustamente ci danno la carica, però ci sono anche gli uccellini stonati però. E allora a quel punto lì il corvo, per esempio, a me il corvo non mi piace. Quindi è un uccello che graccia, allora invece il passerotto, sai, ecco, allora a questo punto Passerotto, non andare via. non andare via. Allora, Siamo qui per un motivo ben preciso. Io sono corso ben volentieri perché devo dire una cosa, che Umberto è uno dei giovani bravi. E questa è una cosa importante, è avvantaggiato questa cosa, perché ci sono tanti giovani che fanno musica, però Umberto è uno dei bravi che veramente io vedo che lui si impegna dovunque va, si inserisce proprio per portare avanti questo discorso musicale e lo fa pure bene. Complimenti, adesso sei partito con questo nuovo progetto, con questo studio, Umberto Sanselmo Studio? No, Umberto e Serena Studio. Vabbè, comunque stiamo là. Stiamo là. Io ringrazio te Peppino per questo, Ma quando mai? per questa onorazione. Io, che dire, avere te qua è come tenere sta storia in aula, Peppi, perché mi ricordo i tempi. Stavo pure un compagno, stavo di mano non era passare. no, ti faccio cantare però. So cantare. Aspetta. Ma c'è che dalla no? No, voglio sapere la canzone che più ti dà soddisfazione. E No, che vabbè, ti sono tante perché diciamo No, è che più bella, quelle è più che bella. compongo sono No, è più come bella genitore. quella là che Questa che ho sta cantato, fuori. questa che ho cantato. Canta. Stavo pure un compagno, stavo di mano non era passare, l'ha visto pure sotto a casa tu, ma sono sicuro che per ancora è finita la cassetta là, perché penso che non finimo più parlare. Complimenti, in bocca al lupo, che crepi il lupo. Facimmi i fatti, noi chiacchiere. Auguri a tutti, buona musica. Peppi, allora, veramente è stato un piacere incontrarti di persona, perché io ti conosco attraverso, diciamo, le fotografie, le tue canzoni, però non ho mai avuto l'opportunità, anche perché tu, quando sei venuto a Radio Blu Napoli, io non c'ero ancora. Sì, Io sono 35 anni che faccio radio, però il napoletano è diciamo, sono 10-15 anni che ho cominciato. E quindi però sentivo le tue canzoni, sentivo la tua voce che è stupenda. Io non faccio sviolinate, io quando una cosa non va dico Peppi, cagna mestiere, capito il discorso? Non lo faccio fare. Noi a continuare. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ancora un altro artista della musica leggera napoletana o italiana? Napoletana e italiana. Italiana. Quindi abbiamo, diciamo, l'italiano e il napoletano. Rossella Fonderico, bella ragazza, bel viso, bei capelli, quindi veramente diciamo che queste belle ragazze danno anche un po' più di luce a questo studio, che è il nuovo studio appunto della US Record di Umberto Sanselmo, con la partner di vita e di lavoro di Serena Nardi. Ma tu non ti ricordi di me? Sto scherzando, sono Gino Nardi. Allora, Rossella Fonderico, dici qualcosa, prima di tutto diamo gli auguri a questa coppia molto giovane che si sta facendo un po' di largo perché riguarda l'ambiente artistico. Mia figlia, che è Serena Nardi, è maestra di ballo, ballerina, showgirl, e quindi diciamo lavorano insieme, bella coppia giovanile. Beh, voglio fare un augurio speciale di cura. Che sia per sempre. Allora, dato che abbiamo poco tempo, dici un po' della tua storia artistica, progetti in essere e progetti futuri. Beh, tra qualche mese vorrei iniziare il mio secondo lavoro discografico.
per adesso ho finito il primo lavoro discografico dal titolo Un'altra me, con un mix tra hip hop, rap e neomelodico. Bello. La canzone che mi ha dato più soddisfazione è stata Non si nomma, una canzone che ho dedicato a mio padre, totalmente rap in collaborazione con il rapper WB. Bellissimo, brava. E senti, come dico a tutti gli altri, quale canzone, non so se è la prima, la seconda, la terza, che sta nel tuo cuore e la canti veramente con tanto trasporto? Ovviamente Non si nomma. Non si nomma, questa è praticamente la canzone che tu canti veramente con tutto l'ardore, diciamo. Sì, appunto perché è anche la mia storia, quindi ancora di più. È la tua Sì. storia? E quindi, come dicevo prima, anche con gli altri artisti, diciamo che le canzoni, che in fin dei conti dovrebbero essere solo delle poesie, che poi raccontano anche il vissuto di un artista che la canta, no? Che può dare delle emozioni al pubblico che l'ascolta. Questo sì, soprattutto le emozioni a un pubblico. Ecco, se tu riesci a trasmettere l'emozione al pubblico significa che è tutto ok, se non riesci a trasmettere niente significa che non va bene. Giusto? Perché è prima l'artista che deve trasmettere l'emozione al pubblico, a colui che ascolta la tua canzone, che si può anche immedesimare nella tua canzone, perché tu mi hai detto che è una canzone che praticamente ha una morale altissima, no? E quindi tante persone si possono immedesimare nella tua canzone, nei tuoi versi. Sì, questo mi è successo molte volte. Molte volte. Ti tremano sempre le gambe nel momento in cui cominci a cantare? Sì. Se non ti tremano le gambe significa che non c'è passione, eh? L'emozione c'è sempre. C'è sempre. Allora, io non so se... Voglio ringraziare Rossella per avermi onorato di questa sua presenza, la mamma, giusto tua mamma? Sì. Ok, e io ringrazio te per la tua presenza, Rossella. Grazie, vi ringrazio per avermi invitato qui. È una bella cosa. Grazie. Ti ringrazio anch'io che ci hai onorato e ti facciamo un in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie a voi. veramente tanti auguri, Grazie. perché poi un personaggio del genere merita qualcosa di molto molto bello. Veramente tanti auguri. Ciao. No, non c'è stato amore vero che ti pensi. No, non c'è stata tua giornata che fa innamorare. Me parte chi sta amore. Io te tengo in tuo cuore. Voglio sapere se tu ci tieni ancora kill. Voglio sapere se veramente pure fai per me. No, non c'è sta un amore vero che ti pensi. No, non c'è sta una tua giornata che fa innamorare. Commenterò le foto tue. Allora di nuovo buonasera, sempre qua negli studi della US Record, appunto per questa inaugurazione, e tanti artisti, come detto in anteprima, hanno voluto veramente omaggiare il nostro Umberto Sanselmo e la nostra Serena Nardi con la loro presenza. Noi ringraziamo veramente con tutto il cuore della vostra partecipazione. Non lo dico io il nome, io lo faccio dire a lui, così si presenta questo artista Baldo Giovanotto. Auguri per la tua età. Grazie. Buonasera a tutti, sono Lele Manna e sono anche io qui che non potevo mancare a questa magnifica inaugurazione del mio amico Umberto Sanselmo, che gli faccio i miei più sinceri auguri e in bocca al lupo, anche se nei piccoli passi. Umberto, spero che poi un domani crescerai pian piano, si realizzerà anche lui. È un sogno che avevi nel cassetto e finalmente questo cassetto, ahimè, si è aperto e buona fortuna a te. Nella vita le escalation a me non sono mai piaciute, le cose si fanno pian pianino, passo dopo passo, sono inciampi e cadi a terra. È giusto, anche, l'ho detto anche io prima ad Umberto, pian piano crescerai, farai tante di quelle cose, tante di quelle soddisfazioni, toglierai anche tanti sassolini nelle scarpe e ci sarà modo di toglierlo, basta dare tempo al tempo. Esatto. Io Lele ti ringrazio che anche tu sei qui in questo studio mio, e che dire, per me ringrazio anche tuo padre, che ormai ci conosciamo da una vita, ci vediamo per televisione da tutte parti, e io faccio anche un bocca al lupo per te, per la tua carriera, che comunque fai certe canzoni proprio, bello proprio, lo sai. Ti ringrazio amico mio. E voglio ringraziarti anch'io per averci onorato e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille anche a te.
Allora, diciamo un attimino, voglio sapere un pochino la tua storia, diciamo, discografica, la tua storia artistica. Quale brano, come dico agli altri, quale brano sta veramente nel tuo cuore che Cupido ha lanciato la sua freccia e quindi ha detto devi fare sta canzone? Allora, io inizialmente sono iniziato cantando delle cover di un mio idolo, sono iniziato in una piazza in cui io vivo e da Dove vivi, scusa? Io abito a Villaricca, Villaricca. quindi da lì poi è iniziato tutto con susseguirsi di successi. La canzone che porto veramente nel cuore è stato il mio primo singolo, che io ho avuto veramente tante di quelle soddisfazioni, perché lanciare un primo singolo all'età, diciamo nella piccola età, Nella pubertà. non è facile neanche colpire il pubblico con questa canzone qui, che era un testo un po' difficilotto. La canzone si chiama Reazione a catena ed è stata scritta dal maestro Salvatore Strada, gli arrangiamenti sono stati curati dal maestro Peppe Migliaccio. Questa è una canzone che veramente porto nel cuore, lo porterò per sempre, perché è stata la canzone di cui il popolo napoletano conosce Lele Manna. Infatti dove vado nei vicoli di Napoli, quando mi dicono scusa ma tu sei Lele Manna, quello che canta Reazione a catena, oramai Reazione a catena Reazione è come a un catena, tatuaggio. È un Sì. tatuaggio per me. Bellissimo. Un tatuaggio. Comunque non ti devi mai così arrenderti, perché io ricordo benissimo Vasco Rossi, ti ricordi che al Festival di Sanremo arrivò per ultimo? Fu Perché scartato. non fu capito, a quell'epoca lì non si capiva la sua Ma musica. non solo lui, c'è stato anche Zucchero, possiamo ricordare anche Laura Pausini, possiamo ricordare anche Renato Zero, che sono stati scartati e tutt'oggi sono veramente la musica italiana. E Quindi... anche la scuola genovese non era capita a quel tempo. Eh sì, però a quel tempo era un po' più difficile intraprendere il mondo dello spettacolo, il mondo della musica. Oggi, ahimè, è un po' più facile, più facilotto, però chi ha passione nel cuore, come hai detto tu, meglio non arrendersi, perché tanto chi si arrende è perdente già dall'inizio, quindi non ha quella voglia e non ha quella forza di continuare avanti per la sua strada. La prossima canzone che ascolteremo ci sta già in lavorazione? La prossima canzone che ascolterete uscirà in estate, stiamo progettando ancora con i musicisti e quanto altro con gli arrangiatori, è un brano un po' diciamo per ballare tutta l'estate, quindi sarà un brano proprio puntato sull'estate calda del sole che fortunatamente Napoli ha, che ha un bel sole su questa magnifica terra. Giustamente il sole, e poi dico una cosa, attenzione a tutti quanti, a tutti gli artisti e anche a tutti gli imprenditori che ci sono. La mattina il sole esce per tutti, a proposito di sole. Quindi non bisogna avere invidia, bisogna avere queste cose, perché l'invidia poi diciamo è per le persone che non sanno fare niente. Vabbè, voglio aprire anche una parentesi, Umberto lo sa, io non voglio mettermi in evidenza perché io non sono nessuno e non voglio essere un qualcuno, perché l'unico che è il nostro Signore, quindi io sono un ragazzo umile, do parola, do rispetto e ricevo del bene, mi faccio volere bene da tutti, mi faccio volere bene anche da Umberto che viene da Faisen Di Maia, però mi vuole bene come un fratello, lo voglio bene anche io, e quindi l'invidia, la gelosia, in questo lavoro io non ne ho proprio, quindi gli faccio nuovamente i miei bocca al lupo, perché gelosia non ne ho. Io spero veramente di tutto cuore che un domani ci rivedremo, e mi dirai i tuoi consigli mi sono serviti, ora sono ad un passo in più da quello che facevo io, e che realizzerai altri sogni che hai sempre tu nel cassetto. L'importante è compiere da gioco. No. Allora, concludiamo con dire la gelosia e complessa inferiorità, no? Sì. Però tu hai detto che una persona deve rimanere umile. A tempo d'oggi io penso che ce ne sono pochi, perché sono tanti artisti che io li ho conosciuti, ho fatto la prima intervista quando non erano nessuno, adesso forse non ti conoscono più. Hai capito? Allora praticamente tu che hai fatto un disco, hai preso l'apice, però non dimenticare chi ti ha dato un aiuto nel momento in cui non erano nessuno. Infatti io ne ricordo sempre le persone che mi sono state vicino, le persone che mi hanno aiutato. Oggigiorno l'umiltà e diciamo la serietà è come una miniera d'oro, è difficile da trovarla, però ci sono poche persone che veramente ci sono, ma bisogna trovarle. Poche ne sono rimaste, però questo è il futuro. Allora, per le persone diciamo come te, alla lunga si vince.
Sì. Perché se poi ti metti sul piedistallo, il piedistallo qualche volta può anche cadere, capito? Sì, ecco, può avere una scossa di terremoto e Già ne cade. ho avute in passato, tante delusioni, tanti dispregi, tante porte chiuse, però come si dice, chiusa una porta si apre un portone, quindi la mia strada va avanti, il mio cammino artistico va avanti, quando un domani, sperando che la mia voce piacerà sempre di più, riuscirò ad avere un nome, non mi dimenticherò mai delle persone. Di quella canzone. La reazione a catena? Fammi una strofetta, vai. Tu sei per me reazione a catena, la conseguenza dei battiti e brividi, e insieme a te il sogno si avvera. Tu sei per me, sei nata maniera, mi fai campare, mi fai morire. Cantare a cappella è difficile, no? Vabbè. All'improvviso così. In una scappa. Vabbè, ma le cose Passo. belle sono quelle improvvisate. Bravo, così mi piacciono. Quando è più improvvisato, Quelle cose studiate a tavolino a me non piacciono. A me piacciono. Ecco, a me mi vengono le domande all'improvviso, io non so come fanno in televisione, quella lì che si mette la scaletta, quelle cose. No. A me le cose devono essere spontanee, le cose spontanee sono le più belle, ecco. Come io ti dico, ti faccio tanti auguri, sei giovane, Grazie mille. come ho detto prima, a me piacciono i giovani che hanno la voglia di fare qualcosa di costruttivo, non è che la mattina alla sera va in bar e si fuma una sigaretta e poi dice arrivederci. Figli di papà non ne siamo, come non Bravo. è nemmeno Umberto Sanselmo. Quindi Però ti ha Umberto- insegnato qualcosa tuo padre, penso, no? Papà sì, perché oramai papà è il mio manager, è il mio produttore, gestisce lui tutta la mia parte artistica. Come stavo dicendo, Umberto non è figlio di papà, quindi quello che fa, se lo Bravo, suda, bravo, si fa un bravo. cuore grande come una casa. Lo conosco ahimè bene, però diciamo che quello che fa lo fa veramente con tutto il cuore e tanta passione. Ok, passa a te e poi io ti saluto. Ok, io voglio fare ancora un graziando a te Lele e in bocca al lupo per la tua carriera anche. La stessa cosa io, ti ringrazio per essere ancora qui e in bocca al lupo per tutto. E io che dirvi, grazie mille di questa piccola intervista, ringrazio la Radio Blu Napoli, da parte mia saluti a tutti quanti voi. Vuoi venire? Un caffè ci sarà di sicuro, ci prendiamo un bel caffè giù in studio, prepareremo qualche progetto nuovo di sicuro. E che dire, Umberto, non manca modo di dirti in bocca al lupo, ok? Non guardarti mai alle spalle, guarda sempre avanti, cerca di puntare un obiettivo e raggiungi quell'obiettivo. Un saluto a tutti, grazie mille. Grazie a te, grazie. No, non poteva mancare assolutamente. Buonasera, il mio direttore nonché editore di Radio Blu Napoli. Io sono un po' così emozionato perché poi avere il direttore vicino a me, che praticamente oltre che collaborare con lui siamo amici da tanto tempo, quindi però per me è sempre un'emozione, è sempre un onore averlo vicino a me. Grazie Gino che hai voluto anche tu così partecipare a questa inaugurazione della US Record. Già conosci Umberto Sanselmo che è stato ospite sulla nostra radio e quindi a questo punto do a te il microfono che praticamente sei un veterano del microfono e dici qualcosa anche tu, vai. Non voglio fare soltanto io adesso l'intervista, la devi fare anche tu, vai. Vabbè, innanzitutto è inutile dirlo, insomma, è un onore, un grandissimo piacere stare insieme a voi, perché a parte insomma, la musica, ma l'amicizia che ci unisce, insomma, sicuramente quella è una cosa più bella che ci sia, insomma, quindi sono io ad essere emozionato, Gira, a stare vicino a te stasera. In veste non radiofonica, poi per avere poi il grande piacere, l'enorme piacere insomma, di poter augurare veramente un grandissimo successo ad Umberto, che è un ragazzo bravissimo, eccezionale, e insieme alla bella Serena, la mia sirenetta, che poi ho visto all'altro praticamente crescere, insomma, quindi auguro a tutte e due. Ti manca la Serena, dimmi la verità. ti manca. In radio sicuramente mi manca, sicuramente, anche perché Serena insomma, è una di quelle persone che ha la radio evidentemente poi trasmessa dal papà alla radio dentro, nel cuore, nell'anima. Allora dovete sapere che noi siamo veramente i veterani delle radio, perché Gino da quanti anni fai radio? Praticamente ho iniziato agli inizi del 1978. Mi hai Quindi... preceduto, io l'80, mi hai preceduto, allora ti devo portare più rispetto perché tu sei più vecchio di me. Bravo. No, penso di essere per carità, senza presunzione, uno dei... Insomma, adesso sono rimasto sicuramente uno dei primissimi, insomma, di quella specie quasi estinta, insomma, dei primi speaker delle famose radio libere di una volta. Si immagino Nardi, però per carità,
Gino, Esemplari rari. le esperienze della radio sono bellissime e io non cambierei mai la radio per la televisione, devo dirti la verità. Non la cambierei perché l'emozione che mi dà la radio non mi dà la televisione, perché veramente tu puoi esternare il tutto attraverso un microfono, attraverso una voce. Adesso ci sta, noi facciamo radiovisione, Radio Brunapoli, che è in web, però l'emozione che ti dà la radio, che dai emozione a quello lì che ti ascolta, non ti conosce, non ti vede, e quindi attraverso la tua voce, la tua parlantina, attraverso anche la tua musica che è appunto in scaletta, puoi dare delle emozioni, tantissime emozioni. L'immaginazione della radio è la cosa più bella. Ma io lo dico che siamo fortunati, nel senso che noi abbiamo amici in tutto il mondo, è incredibile, ma è così, insomma, no? Noi varchiamo veramente i confini con la musica che quotidianamente, insomma, mandiamo in onda, insomma, un pubblico vasto, enorme, incredibile, ripeto, insomma, il mondo ascolta la musica napoletana e noi siamo felici e anche orgogliosi di questo. Gino, dato che tu quando sei in radio fai qualche canzoncina, diciamo, canticchi un po', adesso voglio farti cantare insieme ad Umberto Sanselmo. Mi sbatto cuore, per dire, no? Scoppia il cuore, vai, canta. Ma io dicevo, probabilmente però meglio parlare che cantare. No, ma tu sai cantare, vai, io ho saputo che tu hai cantato pure, vai, non fare il modesto. Ma cantavo, ma avevo 16 anni avevo, sì. In un gruppo beat, figurati. Avevo pure i capelli lunghi. Certo. Non si vede, ma li avevo. Sì, forza. Allora, scoppia il cuore quando fai l'amore, sale la pressione anche se mi faccio male, ti voglio, ti amo, sei mia, questa notte sarà una follia. Allora io intravedo dall'altra parte un mio carissimo amico, un carissimo della radio, factotum di Radio Brunapoli. Eccolo qua. No, dici solo buona. Lo so che lui è timido, lui sta sempre dietro le quinte, però giustamente dici solo buonasera e auguri, no? Vieni qua, non mi fa buttare più. Allora, facciamo che siamo in radio, no? E tu hai telefonato e io dico, come ti chiami? Antonio. Come stai in radio, come si chiama? Antonio Ricigliano. Gino, ma chi è che conosce Antonio Ricigliano? Ecco, perciò ho voluto farlo dire a lui, perché lo dicevo io, è una cosa ovvia, no? Invece della sua voce, bellissima voce, che lui non apprezza la sua voce, ma se io oppure Gino lo mettesse dietro ai microfoni farebbe uno scatafascio. Tutte le fan che praticamente vogliono a Ricigliano. Gino, voglio ringraziare Gino De Vita e Antonio per avermi donato la loro presenza e io voglio annunciare che www.radiobrunapoli.com, Gino? No, .com.it. Posso ascoltare anche i miei brani in rotazione? Certo. Allora, mi raccomando, veramente ascoltate questa radio, anzi visionate anche questa radio, che veramente vi darà tante soddisfazioni. Facciamo H24 musica, al 90% napoletana, e poi ci intrufoliamo anche quelle che riguarda anche qualcosa di italiano anni 60 ad oggi. E quindi eventualmente ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età, anche per l'età nostra. Grazie ancora, dai, in bocca al lupo. Di cuore, ciao. Un attimo fonico, devo prendere lo scannettiero, ma che butta figura, mi fate fare una brutta figura. Io ho detto sempre a mio padre che mi dovevo arracquare sotto i piedi quando ero piccolino. Allora, sto scherzando perché veramente abbiamo un ospite stupendo, sia di persona che nel campo artistico. No, non lo dico io, vai, dillo tu. Mi presento, a parte che mi conoscono perché sono 30 anni di carriera artistica, sono Samantha delle Coccinelle. Allora Samantha, veramente ho avuto tanto piacere, io ti ho intravisto nel momento in cui Sanselmo e Rita Nardi facevano dei programmi a Ciao TV, Serena Nardi, e quindi non ci siamo conosciuti in fondo, adesso vorrei conoscerti a fondo, ecco. Fai domande e ti rispondo. Allora, diciamo che io posso fare delle domande, ma diciamo che sei tu in questo istante, come dire, la persona che può dire di più, e dici qualcosa del tuo percorso artistico. Come è cominciato?
Il mio percorso artistico è cominciato nel 1987, alla quale sto lavorando ancora tutt'oggi con il gruppo Le Coccinelle, un gruppo storico, Sì, esatto. quindi io faccio parte da 30 anni. Diciamo che è iniziato per gioco, poi da gioco è diventata una cosa molto seria, al tal punto che oggi sono diventato un personaggio che mi conoscono tutti, che sono a parte del campo artistico, poi sono una persona molto umile, molto socievole, molto generosa. Tutto si comincia con la passione. Certo. Con la passione. Io sono figlia d'arte, c'ho anche mio padre che canta, Attilio, non voglio fare troppa pubblicità, però No, dici il cognome. Attilio Cirno. Ah, va bene, ok, allora siamo veramente... È un grande artista, è stato un grande artista, lo è ancora oggi, e io ho intrapreso, diciamo, il suo mestiere. No, intrapreso perché diciamo che è una cosa che te la devi sentire, perché l'arte non è che se te la puoi guadagnare. Non ho mai... Esci da mattina e dici sei un artista, no, l'arte si deve sentire, la devi fare, ti devi impegnare innanzitutto e bisogna scalare. C'è stato un momento di defiance. Sì. Come l'hai superato questo momento? Defianza, che cosa? Che praticamente, non so, non avevi riscontro forse... No, è stato tutto, cioè il pubblico subito ci ha capito come il gruppo, cioè, è stato tutto facile. Poi stiamo parlando del 1980. Beato te, beato te. Tutto erano altri tempi, c'era altra storia, diciamo. C'erano anche altre mentalità, forse più chiuse. Più chiuse, ci sarà molto più rispetto nel campo artistico, diciamoci la verità. Adesso purtroppo Adesso, oggi è come dove è così la vabbè, è così la piglia, bravo. Lavori in corso? Lavoro in corso, sto facendo teatro, puntate televisive, sta per uscire il mio lavoro discografico dalla mia Sound, da Tanio, alla quale porto 11 brani inediti. Allora, a giorni sta per uscire. Allora diciamo che la tua carriera è stata luminosa e ti ha dato e ti dà ancora tanto. Ho avuto esperienze cinematografiche, teatrali abbastanza, molte anche, ho lavorato con tanti personaggi come Gianfranco Gallo, Lara Sanzoni, nipoti di Luisa Conte, Teatro Cile, ho fatto varie cose alla quale che oggi sono molto soddisfatta. Quando vai a teatro? Perché mandami qualche biglietto omaggio. Certo, però, non ti preoccupare, tramite Umberto lo faccio sapere, non ti preoccupare, è un piacere. Scherzo. No, ma figurati, quando Umberto mi conosce. Io domando al fonico quanto tempo abbiamo ancora? Basta? Ma come? Stare vicino a un personaggio del genere? Dammi un minuto ancora, voglio restare con lei. Un complimento ad Umberto, che lo auguro tutti i beni di questo mondo, una lunghissima carriera artistica e che la posso portare a lui all'apice del successo veramente, perché è un bravo artista. Io voglio ringraziare te Samantha per questa ospitata, ma io non l'amicizia, io non dico nemmeno ospitata, ma siamo in amicizia. Io ringrazio te e a nome di tutte le Coccinelle, il gruppo delle Coccinelle. Io ti ringrazio a te e ti faccio ancora tanti auguri a te e alla tua ragazza Nadia. Grazie. Ti ringrazio e in bocca al lupo per il tuo nuovo lavoro discografico. Allora ricordiamo che Sirena Nardi è una ballerina, è la messa di ballo, è showgirl, che altro? A parte che l'ho conosciuta a Ciao TV da poco, diciamo, non è che la conosco, a Umberto lo conosco da 3-4 anni. E adesso si sta cimentando in qualche cosina anche come rap, quindi non so. Certo. Alla provvidenza uno non ci si mette mai, diciamo, i passi avanti, no? Giusto? Certo, come no. L'importante è essere sempre se stessi e credere nel lavoro che si fa, certo. Anche se come ho detto prima, qualche cosa non va bene, ma non fermarsi, andare avanti. Superare, non fermarsi e andare avanti e a portare al termine il proprio. E tu la mattina fai una cosa, no? Canta una canzone, nel momento in cui stai un po' giù, aprite le finestre al nuovo sole e primavera. Ok. Grazie, è stato un piacere, è stato un onore. Grazie a Nadia e grazie a tutto il pubblico da casa. Seguiteci. Come ho detto prima, io l'ho intravisto, diciamo così, di sfuggita a Ciao TV, ma adesso ovviamente ho avuto piacere di conoscerti da vicino e di scrutare il tuo animo. Grazie. Il mio animo com'è? Buono. Buono. Ok. Allora, che segno sei? Cancro. Ok, va bene, stiamo a posto. Ciao Umberto. Diario e metterò mi piace 100.000 volte sai, e su Facebook sei la protagonista della mia realtà. Voglio sapere se tu ci tieni ancora a chi te, voglio sapere se veramente oppure fai per me. No, non ci sta
Ancora buonasera dalla US Record. Abbiamo intervistato tanti artisti fino a questo punto, adesso così andiamo da un altro lato, forse il più importante, secondo me il più importante, diciamo, binare sul quale correre. Abbiamo praticamente un organizzatore di spettacoli. Della musica napoletana. Nome? Piscopo Michele. Ok. Che siamo a scuola, Piscopo Michele. Buonasera, grazie del tuo intervento. Quindi dobbiamo veramente dare gli auguri a questi giovani. Tu lo sai bene che i giovani bisogna così dargli l'input, perché gli artisti, diciamo, di una certa età storica della canzone napoletana non hanno più bisogno delle spintarelle, dei calcini. Allora, diciamo, tu sei una persona che può dare veramente agio a dei giovani che poi devono avere anche del talento, giusto? E quindi sì, bisogna aiutarli, ma se non c'è talento è inutile, è come, non so, cantare nel deserto. Invece ci sono tanti giovani che bisogna veramente dargli un aiutino, e qui abbiamo Umberto Sanselmo, Serena Nardi, la quale poi è ballerina. Umberto Sanselmo, diciamo, che già ha fatto dei lavori discografici, penso, no? Quindi penso che tu li conosci. Sì. E quindi a questo punto diamo, come dire, sempre un impulso ai giovani che hanno voglia di fare qualcosa. Ai tempi d'oggi è importante. Michela, do a te il microfono, perché giustamente anche tu, non dico canta, però una canticchiata ce la possiamo fare, no? Allora dici cosa stai organizzando, cosa c'è nel tuo futuro? Niente, noi stiamo organizzando il 25 giugno la cena spettacolo da Cera da Gennaro, dove si esibiranno Amedeo Remi, Gianni Remi, Umberto Sanselmo, comica animazione Toni, con direttamente uomini e donna Doriana con Doriana Bevilacqua, e soprattutto c'è Robby Silveri. E niente, io ringrazio qui a Umberto Sanselmo che mi ha invitato qua, sia a me sia a altri artisti, ti do un grande in bocca al lupo, e nel futuro saranno sempre le cose migliori, ma no che si peggiora. E niente, io ti dico, Umberto, che è meglio di costruire una cosa non sulla sabbia, che la prima onda se la porta via, ma soprattutto di organizzare qualcosa e di fare un futuro sulle rocce, che la prima onda comunque non riesce mai a portarsela via. No, ma lui sicuramente costruisce sulla roccia, che ha paura della sabbia. Al mare ha paura della sabbia. Giusto, e niente, ti ringrazio che mi hai ospitato qua, e ringrazio tutti quanti voi, e ti auguro un grande in bocca al lupo. Michele, io ringrazio te, vi ricordo 25 giugno, solo questa data, 25 giugno, per info ricordiamo i numeri 351 28 40 964 oppure 333 37 41 383, risponde mia mamma. Per i biglietti è la stessa cosa, non mancate, 25 giugno ci sarà con me la ballerina Serenati a ballare sui miei brani, ci sarà Amedeo e Gianni Remi, va giù, i tavoli tutti quanti. Ti ringrazio per averci onorato e ci vediamo il 25 giugno. Ciao a tutti, a più tardi. Allora siamo ancora qua negli studi di US Record, appunto con sempre accogliendo i nostri ospiti, tra virgolette, che hanno voluto omaggiare il nostro Umberto Sanselmo per l'inaugurazione del nuovo studio discografico, e qui siamo veramente in tantissimi. È molto eterogeneo il gruppo, perché abbiamo l'artista fonico in Bimbo Sound. Bimbo Sound. Complimenti. Michele Moreni, cantante, e auguro tanto benessere al mio amico Sanselmo, e che va sempre avanti così. Allora, Nino d'amore, faccio tanti auguri per questa casa discografica che sarà, e tanti auguri per il tuo successo e per tanti successi. Grazie Nino. Allora, sempre grazie per il vostro intervento, veramente siamo grati, perché penso che Umberto meritava un'accoglienza del genere agli addetti ai lavori, no? Quindi abbiamo cantanti, abbiamo fonici, quindi abbiamo tutto quello che è l'essenza della musica, dalla voce, da chi prepara la musica, diciamo che è veramente esatto. Allora diamo la parola in Bimbo Sound. Che dire, è un piacere stare qua stasera alla collezione del studio di registrazione, e spero che
Una carriera che va avanti per bene, cioè con tanta felicità e tanto lavoro. Io non voglio dire niente, solo una cosa. Dato che io San Selmo già lo conosco da parecchio tempo, niente, sto preparando un altro lavoro discografico mio e sono molto contento che lo faccio qua. Grazie. Okay. Cosa già detto prima tutto, dico solo auguri per questa vita, diciamo, musicale, questa vita artistica. Allora, prendo di petto il cantante perché posso fare qualche domanda appunto per la sua discografia, prendo di petto. Il fonico, diciamo, a me piace tantissimo, il radio, per tanti anni ho avuto un fonico, poi mi ha lasciato e quindi devo fare tutto da me. Come ho fatto la domanda agli altri, c'è una canzone che sempre rimane impressa nella mente, che sia la prima, che sia l'ultima, che sia, diciamo, di mezzo, una canzone che veramente, Cupido con la sua freccia ha colpito il tuo cuore. Del suo lavoro io non ho un disco suo non ce l'ho, però mi farebbe piacere ascoltarla da lui, e io gli do l'esempio, una canzone più bella. Facciamo sta cantatina? Vai, San Selmo. Scoppia il cuore quanto fai l'amore, sale la pressione anche se mi faccio male, ti voglio, ti amo, sei mia, questa notte sarà una follia. Bravissimo. E qualcosa di tuo? Qualcosa di mio? Allora, attenzione, qua è quello che casca l'asino. Io non è che ho un mio lavoro discografico, io sono 35 anni che canto lo stile che lui lo sa, Moreno, Franco Moreno, io faccio tutto il genere di Franco Moreno. E niente, adesso voglio preparare un lavoro mio, personale, è scritto dal maestro Lino Ganciano e poi gli arrangiamenti li facciamo noi qua, se è possibile, con i miei pensieri e le vostre mani. E niente, poi... A questo punto, a me Franco Moreno piace come canta, e poi una canzone a me piace tantissimo, La nostra storia, se me la così a cappella me la fai un pochino. No, non mi piace a me, non ti piace? Non mi piace. È un'altra siccome umana, ma anche ti piace? No. L'unica cosa... Allora cantami qualcosa che piace a te. Mio. Allora io gli faccio due parole, due canticchie, diciamo così. Luna piena stanotte, quanto ti odio, dai non fare capricci, ti chiedo scusa. Bravissimo. Vabbè, ognuno ha un qualcosa che gli piace. A te... Sì, ma perché non ti piacciono quelle canzoni che ho menzionato? Non mi piacciono perché hanno dei significati che a me personalmente non mi stanno bene. Posso sapere perché, quale questo significato? Un pochettino, diciamo, di amore, delusione, tante di quelle cose. Ma nell'amore, nel proseguo della vita, appunto ci sta sempre la delusione, ci sta il momento bello e il momento brutto, come in tutti i campi, in tutte le cose. L'ascensore sale e scende, giusto? Però giustamente a te quelle canzoni forse possono anche ricordare qualcosa di brutto del passato, no? Anzi, c'è sempre da ricordare. Franci non ha potuto venire, mia figlia ovviamente, che ha fatto lavoro con Mino Sabani, lo sai, no? E niente, gli sto preparando un altro lavoro discografico che poi, lo sai, sono che mezza parola napoletanamente, non dico di più. Quando vuoi, okay. Castano. Ormai io qua, in questa zona, io sono nato, qua, a piazza dove sta il cinema Corallo. Ci ho fatto aggiungere una pilla di Corallo. È il caso, io pure di qua sono, di qua proprio, nativo di qua. E ho vissuto per tanti anni qua, abito ancora sopra qui, quindi è il mio quartiere. C'era una cantina qua, mi sbaglio, dove stava la Rotondo lì, dove sta il bar, la vecchia cantina. Una cantina che bevevano vino, venivano. Piazza Gravini, la cantina no. Via Gravini, sì. Piazza Gravini. Sì, è lì, dico io. Quella è vecchia. Sto vino buono là. Beato lui. Non bevo vino, no, io non bevo vino, non bevo vino. Dire qualcosa, dai. Abbiamo il fonico qui, giusto? Che bel mestiere.
che Questo è un bel mestiere, vabbè, comunque il bel mestiere. Io la musica ce l'ho proprio nel sangue. Cantare no, sono proprio legato, me ne chiopro, insomma. Però la musica veramente ce l'ho qua dentro. Ma tutta la musica, che io ho cominciato non con la musica napoletana, radio. È l'ultimo a se ne andare. Siamo sempre gli ultimi, su tutto. E poi non viene menzionato tanto il fonico, quindi lui sta in penombra. Giustamente l'immagine c'è del cantante, giusto? E gli applausi li prende lui, però gli applausi suoi devono essere anche giusto, perché chi lavora dietro le quinte, ecco, bravo, chi lavora dietro le quinte deve essere più premiato, perché giustamente l'immagine è il lavoro dietro. E invece gli applausi l'hanno sempre loro. Ognuno Siamo. ognuno sceglie il proprio mestiere. Se una persona, diciamo, è incline a fare un qualcosa, deve fare quello che gli piace. A lui piace fare il cantante, ha la voce per cantare, lui ha la passione del suo mestiere, della musica anche, Sì. che se non ama la musica non può fare il No, fonico. il fonico, per fare il fonico ci vuole la passione della musica. Esattamente, E devi andare sempre più meglio, non più male. esatto. Devi studiare. Però devi- senza il fonico cantante non fa niente. Non cammina, l'ho sempre detto. Se non ci stanno i fieri non so come comincia il lavoro. Giusto. Anche perché oggi Il poeta. Ci vuole così. Perché io dico sempre le canzoni devono essere poesie. Si può ballare, questo è un altro discorso. Insomma. La melodia è sempre quella che Due va, canzoni che rimane di sempre come tanti classici come Carmela, che è una bella melodia, anche se sono versi fatti da grandi autori, Sergio Bruni, Bovio, grandi. E poi raffigura sempre il poeta che l'ha scritto, secondo me. Raffigura, sì. Difatti ho intervistato un cantautore, ho detto però tu le canzoni quando è che le scrivi? A mezzanotte, lui ha detto no, io di notte no. Poi mi ha detto che poi una canzone l'ha scritta, le principali canzoni a mezzanotte. Non c'è rumore, non c'è niente, quindi uno ci si può anche, diciamo, immedesimare in quello che eventualmente c'ha dentro di sé in quel momento. Però non credo, io penso uno che scrive pure io, però è l'attimo che deve prendere, l'attimo fuggente, come disse un grande poeta D'Annunzio, l'attimo fuggente, cioè che l'attimo viene e Allora parecchi poeti che facevano? Si mettevano sotto a un albero con il canto degli uccelli e cominciavano a scrivere poesia. Avevano questa prerogativa, molti di loro. Poi sono poeti che hanno avuto delle delusioni e hanno scritto per esempio a Silvia, per dire, no? Giustamente era dedicata esatto. E poi hanno scritto delle poesie su personaggi. Napoleone Bonaparte, per dire, quindi hanno scritto, poi se andiamo ancora a ritroso ci stanno le guerre, diciamo, dell'Odissea, dell'Iliade, quindi giustamente quello anche era un poeta, però raccontava in quel momento. Poi ci stanno i menestrelli, ci stanno tante persone. Poi ci sono anche persone che non cantano, scrivono solo come il grande, non mi ricordo bene il nome, Garbardella, non mi ricordo preciso. Quello era un grande paroliere, scriveva solo, penso, per esempio ha scritto Omar Naniel e tante poesie veramente che vanno famose nel mondo e vanno ancora, cioè dopo tanti anni sono ancora famosi questi pezzi. Come ho detto prima erano poesie, oggi forse la poesia si lascia un po' da parte perché il pubblico forse giovanile vuole quelle cose, diciamo, un po' diverse, no? Ecco. È il mondo che sta cambiando, si sta un po' rigiovanendo, però secondo me è sbagliato perché la vera musica. Diciamo, perché? Questo perché il romanticismo non c'è più, l'amore non c'è più, adesso è. Con cellulare, Facebook, in da macchina, porta la macchina, con cellulare. Però sono arrivate di moda le serenate, per dire, no? Adesso fanno le serenate, però in modo diverso.
Allora, te il microfono perché giustamente... Io voglio ringraziare Nino, Michel e Pasquale per avermi onorato la loro presenza e io ricordo che il 2 luglio è in progetto un live dove io mi racconterò dei miei 9 anni di carriera, zona Pomigliano d'Arco, e sicuramente ci sarà Pasquale con l'impianto, lo dico proprio davanti alla telecamera, che ci sarà in Bimbo Sound a gestire la serata. Pasquale e Nino sicuramente ci saranno miei ospiti e poi vedrete la locandina, spot anche su Radio Blu Napoli e in varie emittenti televisive. Allora, grazie ancora della vostra presenza, veramente è stato un successo questa inaugurazione, che veramente tanti personaggi veramente si sono messi a disposizione per così dare gli auguri a questo baldo giovane che praticamente deve crescere, quindi deve crescere ancora. Io ringrazio anche mia figlia che è ballerina e quindi diciamo è partner sia nella vita che professionalmente con Umberto e quindi... Sì, io volevo ringraziarvi per averci onorato e a presto. Grazie veramente, grazie. Ancora un giovane qui degli studi di US Record che è venuto così a dare gli auguri al nostro Umberto Sanselmo. Leonardo, che bel nome Leonardo, mi piace tantissimo, mi ricordi i miei trascorsi scolastici, no? Complimenti. Chi ti ha dato questo nome, mamma o babbo? No, la verità no, questo nome l'ha scelto la Gigi Record, quindi, che hanno un bacio forte Alessio e Gianluca, perché allora, è una cosa che abbiamo costruito. Poi innanzitutto io voglio fare un in bocca al lupo per questo ragazzo, che mi ha invitato e non ho fatto che altro a dire di no, perché la cosa bella è giovane, a parte è giovane guaglione come a me, o bene che voglio pure questo. Come sono belli i giovani. Giusto. Io voglio ringraziare Leonardo e che se vede proprio che a Gelosia non ci stanno in video, perché lui pensa che Leonardo dopo ha altri impegni lavorativi e tu mi facciamo una scappata, è qua con noi. Infatti, io per me sono felicissimo anzi di stare qua e in bocca al lupo. Ti ringrazio. Ti stramo, credimi. Come si dice in Sicilia, fate una fiutina stasera. Allora, Serena, anche vuole domandarti qualcosa? Mia figlia è ballerina. Niente, domandare no perché ci sei tu, però ti volevo ringraziare per averci onorato stasera qui e poi vabbè ci vedremo presto perché nel nostro campo ci acchiappiamo sempre, quindi ti ringrazio ancora di più. Grazie. No. Allora Leonardo scappa perché veramente c'ha dei impegni, grazie. Allora, Fonico, come si va? Tutto bene? Se permettete io parlo un attimo con il Fonico perché noi ci guardiamo negli occhi. Vedi un po' gli occhi? Tutto bene? Ok. Allora, a tra poco con un altro ospite e quindi facciamo riposare un po' il Fonico.